Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Prealpina.it. Grave incidente questa mattina sulla statale 233 ai confini tra Indunolona e Valganna. Una moto si è scontrata con un furgone all'altezza delle grotte di Valganna. È successo pochi minuti prima delle 9, in una zona dove già in passato si erano verificati numerosi incidenti, anche con conseguenze fatali. Nello scontro ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un 33enne, trasportato all'ospedale di Circolo di Varese con l'elisoccorso. Il giovane sarebbe grave ma non in pericolo di vita. Dopo l'incidente il traffico è rimasto a lungo bloccato e si procedeva a senso unico alternato per agevolare i soccorsi. È l'ennesimo colpo della Polizia di Stato di Varese allo spaccio. Un pusher arrestato con 100 dosi di hashish. Gli agenti della squadra mobile hanno messo le manette ai polsi di un italiano di 40 anni che aveva appunto 100 dosi di cocaina e 40 grammi di hashish. L'uomo, con numerosi precedenti, era uno tra i principali fornitori di cocaina della Varese che frequenta i locali della Movida. In particolare era solito raggiungere a piedi dalla propria abitazione i diversi locali del centro accompagnato da un cagnolino. Intercettato nei pressi di casa e perquisito, è stato trovato in possesso di droga, nascosta in scatolette di metallo per caramelle, bilancini di precisione e 14.000 euro in contanti. Dopo una notte nel carcere dei Mioni è stato interrogato dal GIP che ha convalidato l'arresto disponendo gli arresti domiciliari. Alla fine, dopo 4 giorni di ricerche, vigili del fuoco e guardia costiera hanno dovuto arrendersi, sospese le ricerche dell'uomo di 56 anni di Arona che era scomparso nella serata di lunedì 28 giugno dopo essere salito con la sua auto sul traghetto Laveno-Intra. Impossibile sperare che il corpo possa essere trovato dopo oltre 4 giorni, considerando le correnti e le alte profondità del Verbano in alcuni punti della rotta del traghetto che unisce le due sponde. A bordo del San Bernardino, al termine dell'ultima corsa della giornata partita alle 23:30, era stata trovata l'auto dell'uomo. L'ipotesi è che abbia compiuto un gesto estremo gettandosi dal ponte del traghetto dove è stato ritrovato il suo telefono. Addio a Paolo Beldì, novarese, regista televisivo noto soprattutto per essere stato tra gli ideatori di Quelli che è il calcio e per avere diretto 3 edizioni del Festival di Sanremo. Il regista, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 67 anni, è stato trovato senza vita nella serata di ieri, venerdì 2 luglio, nella sua casa di Magognino, frazione di Stresa. È stata un'amica a dare l'allarme, i soccorritori l'hanno trovato già senza vita, probabilmente a causa di un infarto. Durante la sua lunga carriera, iniziata negli anni 70 a Radio Azzurra di Novara e proseguita poi per 4 decenni negli studi televisivi di Mediaset prima e della Rai poi, Beldì ha firmato moltissimi fortunati programmi televisivi. A Legnano è tutto pronto per le corse di addestramento in vista del Palio 2021 che si correrà a settembre. Con un'importante novità, vediamo il video di Luigi Crespi con immagini di Walter Todaro dell'agenzia Publifoto. Palio, si riparte. Domenica 4 luglio al centro ippico Etrea di Borsano, sulla pista del Collegio dei Capitani, si terranno le gare di addestramento che tra l'altro saranno trasmesse in diretta streaming sul sito di Prealpina IT e di Sempione News. 9 gare secche in tutto dalle 11 fino alle 15 con un'importantissima novità. Su 37 cavalli iscritti solo 16 saranno puro sangue. La maggior parte degli cavalli saranno quindi mezzo sangue, aprendo una strada che per il Palio di Legnano è una vera rivoluzione. I fantini ci sono tutti, naturalmente le contrade hanno già scelto i loro portacolori. Le gare saranno prove generali della gara che sarà disputata allo Stadio Mari a settembre. Unica incognita il tempo. Nel pomeriggio sono previsti temporali, ma gli organizzatori sono fiduciosi. Doppio furto in pochi giorni al liceo artistico di Venegone Inferiore, sede distaccata dell'Isis Don Milani di Tradate. Bottino grosso durante le 2 razzie, prima alcuni personal computer, poi macchine fotografiche, telecamere, microfoni e tanto altro materiale prezioso utilizzato per il corso di audiovisivo multimediale. I ragazzi, già riduci da un anno difficilissimo con la didattica a distanza a ostacolare le loro esperienze sul campo, lanciano un appello e una raccolta di fondi nella speranza di poter riacquistare almeno in parte il tesoro portato via dai ladri. Hanno rubato i nostri sogni, aiutateci a riviverli. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento all'edizione delle 19 e vi auguriamo un buon pomeriggio.